Ripetuti conflitti di interesse riguardanti le figure più elevate dell'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Brugnaro e i suoi più elevati collaboratori. A dirlo sono i sostituti procuratori Terzo e Baccaglin nel fascicolo d'indagine della Guardia di Finanza sulla presunta corruzione a Venezia. In 7 anni dunque Brugnaro avrebbe messo in atto ripetuti conflitti di interesse, come spesso avevano denunciato molti membri dell'opposizione. I vertici dell'amministrazione, rileva ancora la Procura, appaiono scelti tra i più intimi dipendenti delle imprese private, gestite di fatto dal sindaco stesso pur dopo la costituzione del trust. Una scelta, continuano, pubblicamente rivendicata dallo stesso sindaco come strumento per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa, ma a patto rilevano che ciò avvenga in una condizione di reale distacco tra l'ambito operativo delle società private e quello dell'ente territoriale. E così per i PM non è stato. Continuano poi a emergere dettagli sui pili e i palazzi. Sempre secondo i PM, infatti, la tentata vendita dell'area dei pili non è stata una semplice trattativa, ma un lungo percorso non portato a conclusione. A detta della Procura, il progetto avrebbe portato nelle casse di Brugnaro 150 milioni dalla vendita dei terreni, sotto forma di denaro e di un palasport di 16.000 posti costruito dalla parte acquirente, che realizzava l'intervento e che sarebbe stato dato in dote alla società pallacanestro Reyer. Lo stop nella primavera 2018 non fu dovuto alla desistenza delle parti, ma alla scoperta da parte dell'imprenditore cinese e dei suoi collaboratori ora indagati che il terreno era inquinato. Fallita l'operazione, però, Brugnaro non si è arreso, dando il via a un nuovo progetto. Nel 2019 è stato così approvato il PUMS, il piano urbanistico, che prevedeva 2 centri di interscambio tra Venezia e la terraferma, uno dei quali ai Pili. Ma nella vicenda si innesta anche la vendita di Palazzo Donà e Papadopoli a 2 società del cinese, il secondo svalutato dalla giunta dopo la presentazione dell'offerta. E qui arriva la tangente a Boraso, che propose la delibera per la vendita scontata di Palazzo Papadopoli dietro un pagamento di 60.000 euro per la consulenza, poi rivelatasi inesistente. L'avvocato del primo cittadino però spiega. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Questa area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Intanto, mentre sempre da più parti si chiede al sindaco di riferire in consiglio comunale prima della pausa estiva e non a settembre come invece lui ha deciso di fare, nella sede di Fratelli d'Italia sono in corso 2 lunghi incontri per fare il punto della situazione.